Prosegue il viaggio del Festival Internazionale della Lettura Sociale Diverso con la tappa iglesiente della conferenza spettacolo dedicata a George Sand, Una gioia senza paure, lettere sul desiderio di essere chi si è. Ha introdotto e moderato la serata Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia Giornaliste e neocavaliera della Repubblica Italiana. Sono intervenuti durante l'evento Angela Scarpa, assessora alle politiche sociali e pari opportunità del Comune di Iglesias, Costantina Mulas, presidente della FIDAPA sezione Iglesias, Marco Federici Solari, curatore del libro George Sand, Una gioia senza paure di Lorma Edizioni, Maristella Casula, coordinatrice dell'area eventi La Casa Rosa e componente della Commissione regionale per le pari opportunità. La serata è stata animata dal reading dell'attrice Marta Proietti Orzella e dagli intermezzi musicali del pianista Mirko Azzori, con la selezione di preludi dall'Opera 28 di Chopin. Con l'assessora la dottoressa Angela Scarpa per chiederci e riflettere sul ruolo delle politiche sociali in un contesto territoriale, quello di Iglesias, che cerca una transizione, cerca di cambiare vocazione appunto dal contesto minerario a quello odierno. Che scenari? Allora, intanto la ringrazio per darmi l'opportunità di parlare delle politiche sociali in un'ottica completamente diversa, in un cambio di paradigma, dove il territorio diventa sì strumento di inclusione sociale, anche attraverso linguaggi differenti come quello dell'arte, del teatro, della musica. È proprio questo cambio di paradigma che porta ad un processo culturale diverso, così come appunto è denominato il festival, diverso, perché cambia verso in un'ottica di promozione di cultura, ma non solo, ma anche di pari opportunità, di sostenere figure che hanno fatto grandi la storia per parlare di opportunità per il nostro territorio attraverso linguaggi differenti. Marco Federici Solari, curatore del carteggio di George Sand, cos'è la gioia senza paure di George Sand? È attualizzabile all'oggi? Sì, è la capacità di costruirsi un mondo in cui si è liberi e si è liberi quindi soprattutto dalla paura. Come donna nell'Ottocento, venendo dalla provincia, ha saputo conquistare prima Parigi e poi un suo spazio sia letterario che umano che amoroso nel mondo, senza il grande nemico della libertà che è la paura. Il messaggio peculiare, Federico, che trattiene dalla curatela di quest'opera? Uno sguardo appunto sicuramente di libertà e soprattutto di indomabile ottimismo. È stata una donna che ha creduto a tutte le rivoluzioni che ci sono state nel suo tempo, anche a quelle che hanno fallito, e non ha smesso di crederci, ha continuato a dire a tutti che il mondo si poteva cambiare. Analogie tra la Parigi di George Sand e oggi a Iglesias. È difficile in effetti guardandola così. Sicuramente c'è una società vivace che magari a volte non si vede, che poi si apre un salotto, si entra in un teatro e si scopre qualcosa che non ci si aspettava. Il Parigi per Sand è la scoperta fondamentalmente del mondo, e poi ritirarsi da Parigi e ritirarsi dal mondo, venire a Iglesias e scoprire che il mondo può essere ovunque. Costantina Mulas è neopresidente della FIDAPA, per chiedersi che ruolo ha la vostra associazione nell'oggi iglesiente. Oggi siamo qui a parlare di George Sand, però voi avete un fiore all'occhiello della cultura e della narrativa italiana, che è la vostra Amelia Melis de Villa. Ecco, che analogie trova tra le due figure di donne agguerrite? A prescindere che l'associazione FIDAPA promuove la cultura a 360 gradi in ogni suo aspetto, la narrativa, la poesia, il raccontarsi, l'esprimersi, sempre verso la donna, verso l'essere se stesse, verso tutta la potenzialità che loro esprimono. La donna è potenzialità in ogni verso, è creatrice di vita, quindi è un essere divino al di sopra proprio di tutto. Per cui l'analogia fra le due donne che abbiamo citato prima è il porsi nel come loro sono, senza remore, senza pregiudizi, andando avanti a testa alta. Con Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia Giornaliste, per chiederci, visti anche i recenti fatti di cronaca, emerge uno scenario di tanti femminismi. Qual è il femminismo che dobbiamo sposare? Qual è quello che vale la pena ancora inseguire, anche in riferimento alla figura che presentiamo oggi? Il femminismo che dobbiamo
non solo idealizzare, ma soprattutto nei valori e nei principi, ma anche mettere in pratica il femminismo delle donne per le donne, prima di tutto, perché purtroppo questo valore si sta un po' perdendo. Io faccio un esempio che, come noi facciamo sempre, siamo croniste, quindi parliamo dell'attualità e dei numeri. È stata appena pubblicata la mappa dell'intolleranza, l'8ª mappa dell'intolleranza, col suo report analitico e scientifico che ci racconta quanto dilaga e quali sono i bersagli dell'odio online. Vox Diritti, che è l'associazione, anche con Giulia giornalista, ha analizzato circa 2 milioni di tweet. Ebbene, il 50% e oltre dei sentiment negativi vanno alle donne. Le donne continuano a essere bersaglio degli odiatori in rete, ma ciò che emerge per parlare di femminismo e di donne per le donne con le donne è che più del 20% di questi messaggi negativi rivolti alle donne arrivano dalle donne. Le donne attaccano le donne soprattutto per il loro corpo, per il loro abbigliamento, per i loro atteggiamenti. Le donne attaccano le donne e il corpo delle donne. Susi, lanciamo un messaggio a queste nostre interlocutrici. Che messaggio lanceresti a queste donne che attaccano le donne? Io lancio il messaggio di essere molto attente alla personalità di ciascuna di noi, perché la responsabilità individuale diventa responsabilità collettiva e viceversa, cioè ciascuna di noi è una persona e può modificare la realtà. Non dobbiamo mai pensare che una di noi non conta niente perché siamo una, siamo poche, perché messe insieme tutte queste donne poi fanno la differenza. Dobbiamo abituarci, secondo me è questo soprattutto che dobbiamo fare, a rispettarci, a muoverci insieme e soprattutto a vedere non solo i difetti delle donne ma anche i pregi, a riconoscere le difficoltà che tutte noi abbiamo di fare carriera, a fare delle scelte diciamo anche più complesse rispetto al passato. Ormai anche le professioni si stanno femminilizzando, ma per le donne è sempre più difficile fare carriera. Sono tante ma rimangono indietro. Faccio sempre questo esempio: la svolta storica in medicina l'abbiamo raggiunta l'anno scorso, nel 2024. Ebbene, più donne mediche che uomini, ma le donne primarie non sono neanche il 17%, quindi chiediamoci perché le donne devono aiutare anche le donne. In cosa le donne? Solo le donne, anche le donne. In cosa le donne oggi devono ispirarsi a George Sand? La libertà, perché è un valore che George Sand, femminista ante litteram, stiamo parlando di oltre 200 anni fa, 2 secoli fa, donna liberissima nei suoi comportamenti, libera nelle sue scelte professionali e libera nelle sue scelte di vita. Ha avuto tanti amori e lei teorizzava la libertà d'amare. Ha avuto anche una relazione, o più forse bisessuale, e lei non si è mai nascosta, e anche l'aver utilizzato uno pseudonimo maschile ha fatto la differenza, perché non l'ha utilizzato e poi l'ha messo da parte, magari per farsi pubblicare i romanzi, perché era difficilissimo all'epoca riconoscere le donne scrittrici, soprattutto le romanziere. No, lei ha continuato fino alla sua morte a utilizzare quel nome e a utilizzare i comportamenti maschili, e teorizzava che lei era sorella e fratello, quindi non c'erano differenze. Una donna che ci ha insegnato tanto, sia nella vita, quindi a esercitare sempre la nostra libertà, il nostro libero arbitrio, che sono i principi della nostra Costituzione, però anche ha aperto la strada a tante donne che oggi sono scrittrici senza doversi nascondere. Maristella Casula, coordinatrice del Festival Diverso e componente della Commissione regionale Pari Opportunità, per chiederci qual è il messaggio peculiare del coraggio di essere chi sia il tema precipuo della serata odierna. Assolutamente per noi è importante questa figura di George Sand che presentiamo stasera.
perché è un esempio di figura femminile dell'Ottocento emancipata, cioè al di fuori di ogni schema convenzionale. È una donna che ha avuto veramente il coraggio di essere quella che era veramente, e soprattutto stasera noi presentiamo un piccolo libro che raccoglie le lettere che lei ha scritto agli amici, agli editori, ai rappresentanti del mondo politico, e quindi dà proprio un'idea di questa donna impegnata nel sociale, impegnata nella politica, impegnata nella cultura, e questo significa che per noi è veramente un esempio anche per tutte le altre donne.